È la versione moderna della parabola del buon samaritano, il viandante che si ferma a prestare soccorso senza chiedere nulla in cambio. Il dono di uno sconosciuto ha innescato una catena che ha salvato la vita a 3 persone. Parte da Padova la prima donazione samaritana di rene dell'era post-Covid, ovvero da un paziente vivente verso una persona sconosciuta in lista d'attesa e non ad un familiare o un amico. Grazie a questa donazione sono stati realizzati 3 trapianti perché il rene del samaritano ha innescato una catena di donazioni e trapianti tra coppie incompatibili. I 3 prelievi e i 3 trapianti sono avvenuti in 3 centri, Padova, L'Aquila, Bologna. Un fatto simile non accadeva da 5 anni e mezzo ed è il 9º donatore del 2015, come ha reso noto il Centro Nazionale Trapianti. Il donatore samaritano padovano ha iniziato il suo percorso un anno fa, valutazione clinica e psicologica fino al momento giusto, un intervento che anche per i chirurghi che lo hanno eseguito è stata una grande emozione. Quello che lui ci ha detto e che noi abbiamo capito è che tutti i pazienti ricoverati in reparto, per quello che poteva essere il suo percepito, era come se gliel'avesse donato lui il rene. Cioè lui ha donato il rene a tutti i pazienti che erano ricoverati e tutti lo guardavano, non sapevano bene, perché gli chiedevano: ma perché sei qua? Tu sei entrato sano? Io l'ho donato e tutti pensavano fosse lui, anche se in realtà non si erano poi mai incontrati, il reale donatore ricevente della catena, però lui è stato capace di moltiplicare il suo gesto non solo per 3, ma oggi forse per 1000. I trapianti sono stati realizzati in perfetta simultaneità. I reni sono stati poi portati da un ospedale all'altro dalla polizia stradale con le Lamborghini per il trasporto organi e sono stati trapiantati nei rispettivi riceventi che stanno tutti bene.